Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Portoviro, siamo qua davanti alla pista di pattinaggio inaugurata, noi l'abbiamo seguita durante il In Progress, ma comunque complimenti, e siamo con Cinzia Braghin, che di questa pista è stata forse la madrina, quella che ha seguito tutto, e che dire, siete stati bravi. Ma grazie, buonasera a tutti. Io sono solo di sostegno a Doriano Mancin, lui ha bisogno sempre di una spalla per attaccarsi, si può dire così, e io sono quella spalla e ho dato una mano molto molto volentieri. No, l'ho detto anche fuori onda prima, siete la città forse più frizzante di tutto il Polesine, non solo del Basso Polesine, un sacco di cose, non solo per questi eventi di divertimento, ma anche le piazze che si stanno ristrutturando, fra poco partiranno i lavori anche in Piazza della Repubblica, e quindi bravi. Beh, si prova a fare sempre meglio, naturalmente. Ecco, naturalmente adesso seguiamo un pochino le persone che si stanno divertendo. Ultima domanda, so che oltre che essere madrina di questa pista sei anche una delle responsabili della pallavolo di Portoviro. Come va il campionato di A2? Ma il campionato va abbastanza bene, siamo settimi in classifica, siamo abbastanza contenti, la squadra è ripartita perché abbiamo avuto 2 infortuni importanti, che sono stati tutti 2 i centrali purtroppo, però abbiamo preso un altro ragazzo che è un australiano molto molto bravo, e adesso la squadra sta ripartendo alla grande e siamo molto contenti. Perfetto, allora ti ringrazio che mi hai concesso questi minuti, so che hai le tue nipoti da seguire e fra poco accendere le luci. Bravi. Grazie mille ancora, buona serata. On earth. Have you ever seen a star light up the top of an evergreen? E qua siamo anche con Roberta Bonafè, segretaria del sindaco, e con il vice sindaco. Che lo dico. Buongiorno, come va? Buonasera cari miei, va bene qui a Portoviro, va bene perché la pista ha cominciato a funzionare e tanta gente, vedo anche molti con la mascherina che non guasta, comunque siamo all'aperto. Posso bloccarlo un attimo? Allora, qualcuno ci dice fuori onda, ma il berretto dove l'ha conquistato? Guarda, questo è un berretto che attira l'attenzione perché non è molto bello, quindi attira l'attenzione e il scopo è solo questo, attirare l'attenzione. Ecco, noi ringraziamo come sempre il vice sindaco Doriano Mancin, siamo con la mascherina regolamentare, anche lei è la persona spiritosa, però il berretto lo tiriamo via. Sì, lo tiro via la prossima volta che vieni a Portoviro, e vieni spesso. Va bene, che dire, complimenti, abbiamo intervistato anche la madrina Cinzia Braghin e abbiamo detto ormai troppe volte che siete forti e frizzanti come paese, e questa qua è una dimostrazione ulteriore. Tutti a Portoviro in pista. Ecco, ricordiamo un pochino di dati. C'è la possibilità di noleggiare i pattini, costa relativamente poco. Allora, quindi vi dico alcuni dati tecnici. La pista, ripeto per l'ennesima volta, è 15x30, quindi 450 metri quadri. I pattini, mi hanno detto, i pattini vedo sono tutti nuovi, si possono noleggiare, e il prezzo, lo posso dire, no, sono 7 euro un'ora con i pattini compresi, quindi non mi sembra esagerato. Perfetto, buon divertimento. Grazie a voi, arrivederci. It's like an angel floating overhead, barely using their